Più che contrazione direi che è un riallineamento con quelli che erano i numeri precedenti rispetto alla disponibilità delle borse grazie al PNRR a livello ministeriale, quindi siamo ritornati ai numeri antecedenti alla disponibilità di queste borse, siamo direi allineati con altri atenei italiani e quindi questo è il numero effettivo di quest'anno, ma non è diverso da quello che ci aspettavamo. Cosa rappresenta la specializzazione oggi in un momento in cui la sanità pubblica è in difficoltà? La sanità pubblica ha un problema generale in tutto il Paese. Se contestualizziamo nella nostra regione, la nostra città, la nostra università, è chiaro che ci sono diversi elementi. Noi dobbiamo concentrarci su quello che è la qualità della formazione dei giovani medici, quindi degli specializzandi e delle specializzande. Questo vuol dire che tutto l'Ateneo si è sempre impegnato e continua ad impegnarsi ancora di più nel migliorare la formazione, ma non solo, anche cercare di andare incontro a quelle che oggi sono delle problematiche sentite dai giovani medici che magari non esistevano anni fa. Questo può essere legato alla logistica, può essere legato all'attrattività della scuola, può essere legato anche al contenuto e quindi all'entità delle borse, quindi dal punto di vista economico. In ultimo anche l'organizzazione di tutto l'Ateneo che è dedicato a loro, quindi questo è il significato della scuola di specializzazione oggi, formare il medico, il giovane medico con la disciplina che preferisce nel miglior modo possibile.